La storia di Fattorie Capitani è abbastanza recente perché nasce nel 2009 per la volontà di mio papà, che ha sempre avuto una grande passione per il settore zootecnico. Sono partiti con pochi animali con l'obiettivo di fare l'allevamento cosiddetto linea vacca-vitello. Io nel frattempo mi sono laureato a Padova. Mio papà, appunto, seguendo anche la sua professione, non aveva tutto questo tempo da dedicare a questa attività, e quindi quando ci siamo trovati io e mia sorella è stato un po' come quando si vuole far imparare a un bambino a nuotare e lo si lancia in piscina, no? Era un po' una nuova esperienza per tutti, no? Però quando ci si mette un po' di buona volontà e soprattutto si ha un obiettivo ben preciso, ecco che piano piano tutti i pezzi del puzzle si compongono. Fin da subito abbiamo voluto avere la filiera completa, quindi dalla nascita del vitello alla commercializzazione del prodotto finito. Per farlo però ci volevano degli investimenti non indifferenti, e quindi da prima si è partito con un allevamento di dimensioni ridotte e vendevamo il nostro prodotto con il cosiddetto pacco famiglia. Negli ultimi anni gestivamo una mandria di circa 140 capi. Col tempo però i numeri crescevano e quindi non ci stavamo più. Quindi abbiamo fatto un progetto chiedendo gli aiuti della misura 611 e della misura 411. E così siamo riusciti a costruire la stalla nuova che vedete oggi funzionante. Io sono sempre convinto che se i bandi rispecchiano le esigenze degli agricoltori e degli allevatori, e gli allevatori e gli agricoltori utilizzano i bandi per delle necessità reali, è uno strumento indispensabile. È un lavoro che comunque ha delle grosse difficoltà in tante sfaccettature, però io dico sempre che è una mia scelta e che non avrei mai pensato di fare dell'altro, e quindi già solo svegliarmi la mattina e andare a fare il lavoro che mi piace per me è una grossa soddisfazione. Quello che è agricoltura, che non è solo il prodotto finale, che non è solo latte, non è solo carne, non è solo il broccolo, eccetera, ma tutto quello che c'è dietro, che indirettamente a volte anche l'agricoltore fa, secondo me deve essere questo il nostro spirito per i prossimi anni. Quindi non chiuderci in casa, e qua il detto è: quando c'è qualcosa da fare, quando chiami qualcuno, la risposta è go a vacca che fa, quindi ho la vacca che partorisce, no? È un modo per dire no, io mi faccio gli affari miei, non voglio sapere niente. Invece o cominciamo a uscire di casa, cominciamo ad andare a parlare, a esporci, a insegnare, a coinvolgere la gente, e se no purtroppo saremo sempre un settore che deve dar da mangiare alla gente, punto e stop. Per me il PSR Veneto può essere un'ottima opportunità. Deve essere un investimento che serve all'azienda, e allora quello è un grandissimo aiuto. Non deve essere una cosa fatta per rincorrere i soldi. Là non si va mai da nessuna parte.